Ieri sera stavamo guardando una serie TV, erano più o meno le 11:30 e abbiamo sentito inizialmente i rumori, pensavamo fossero i vicini, poi quando il rumore si è fatto più forte ci siamo guardati e abbiamo capito che stava succedendo qualcosa al piano di sotto. Al che vado per scendere, cerco anche qualcosa un po' per, non so, per difendermi quasi, non ho trovato niente, ma sono sceso lo stesso e sentendo un continuo rumore alla finestra ho dato un colpo forte alla porta che era chiusa per spaventarli, non sapendo quanti fossero. Una volta intuito che qualcuno stava entrando in casa, Saverio, 27 anni, ha preso il coraggio a due mani, riuscendo a far fuggire il delinquente che stava armeggiando su questa finestra al primo piano di un condominio in via 4 novembre a Lovadina di Spresiano. Il giovane è in casa con la compagna Zegliana, al piano superiore la luce nel soggiorno è accesa. Io mi sono anche sorpresa perché ho cercato di rimanere il più lucida possibile, sinceramente, quindi avevo il telefono in carica, lui è sceso al volo, io ho detto prendo subito il telefono in caso servisse a chiamare la polizia. È stato tutto così immediato che ho reagito distinto. Quando ho sentito che l'avevo spaventato, ho aperto la finestra e l'ho sentito letteralmente correre giù per le scale e l'ho visto poi andarsene, era uno solo e niente, così è stato. Aveva un cappellino, mi dicevi. Sì, sì, avevo un cappellino grigio, una maglietta beige, l'ho visto di spalle, è stato proprio una frazione di secondo e poi l'ho visto andare verso la piazza, insomma. La giovane coppia avvisa anche i vicini di casa, poi i carabinieri scatta la caccia all'uomo. Da settimane Lovadina e dintorni sono nel mirino dei ladri. È stato molto istintivo, infatti ero molto agitato, anche, è stata proprio una reazione istintiva che mi ha portato un po' a battere forte contro la porta e aprire la finestra e gridare perché poi gli ho urlato anche dietro mentre stava scappando. Ma è stato proprio tutto completamente istintivo, infatti ero agitato, abbiamo chiamato subito i carabinieri e basta, insomma.